non si tira su un dissest. Un cordiale saluto da Fogolar Politica Europa Aquileiensis per questo finale di partita cittadino udinese di domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023 con il ballottaggio municipale per lo scranno di primo cittadino della capitale storica friulana, scranno conteso tra il professor Pietro Fontanini, sindaco uscente di centrodestra, e lo sfidante di centrosinistra, professor Alberto Felice Dettoni. Popolar Politica, il primo turno, aveva appoggiato convintamente come candidato sindaco il dottor Ivano Marchiol, alla guida di un'impegnata ed interessante compagine civista che da almeno un lustro muove a favore di un approccio diverso, partecipato al governo e alla visione della città. Quindi un po' come noi in questi lunghi 3 decenni della nostra storia così movimentale. Di Marchiol eravamo convinti e rimaniamo convinti, persona affabile, competente, rispettosa del cittadino, e avevamo con lui condiviso un patto 10 giorni prima delle elezioni, un patto un po' sfumato, insomma emerso poco durante i confronti e la campagna elettorale del nostro, ma insomma un patto serio, articolato su 3 punti programmatici caratterizzanti la nostra istanza, la nostra battaglia ultra trentennale, così per ricordare che volevamo e vogliamo una Udine popolo, quindi comunità da rifondare, cui dare radici, cui dare futuro e quindi anche struttura. Volevamo e vogliamo una Udine a spicchi, quindi una riforma radiale dei quartieri udinesi che recuperi certamente le identità distinte, peculiari delle frazioni, ma le riannodi ai quartieri, ai borghi del centro, in una condivisione capillare del passato e del futuro della nostra compagine comunale. E volevamo e vogliamo una Udine popolo che conta, assemblee popolari di cittadini deliberanti, non oligarchie da straborgo nominate da un sindaco e nemmeno corporazioni di associazioni pseudo benemerite. E volevamo una Udine popolo che conta in una città che conta, e non solamente nella tanto citata, un po' fritta e rifritta dimensione friulana, pur aperta al mondo, ma con un ruolo attrattivo, culturale e politico anche per la dimensione mitteleuropea, per una Mitteleuropa sempre più così sfumata, anch'essa fritta e rifritta, un po' allo sbando, allo scontro di civiltà, insomma parvenza di quello che è stata nella sua grande storia passata. E questo sulle orme e non sulla chiacchiera del grande mito internazionale di Madre Aquilei. I miti sono utili quando indicano una traiettoria, naturalmente l'attualità a dettare l'agenda. Marchiol che ha ottenuto un risultato davvero lusinghiero dall'elettorato udinese, è stato portato però ora a scegliere, adottare in sede di ballottaggio per uno dei due schieramenti che si presentano, per uno dei due candidati, quindi per Dettoni o per Fontanini, ed ha optato per Dettoni, nulla da dire naturalmente. Fogolar Politiche Europa Aquileiensis ha ritenuto quindi di chiedere al professor Dettoni allora le stesse, in sostanza, le stesse garanzie di condivisione su quei 3 punti programmatici che già Marchiol aveva sottoscritto. Incontro serale alla vigilia di Pasqua, in corte Tritonio, qui in Borgo Poscolle, a Udine presenti Dettoni, Marchiol, la professoressa Capria d'Aronco, insieme a me per il direttivo di Fogolar Politic, incontro infausto per toni e per contenuti. Al mattino di Pasqua, la mattina dopo, il sottoscritto ufficializzava la rottura ufficiale, quindi definitiva, delle trattative
risultando, cito, inopportuno ogni procedere. Confermata la stima per Marchiol, che vorremmo parte significativa nel futuro politico di Udine. E Fogolar Politi però non può ora alla cieca, così con fortuna avversa, invocare il voto in una direzione piuttosto che in un'altra. Del non di rado pur contestato sindaco Onsel, noi di Fogolar Politica abbiamo saputo nel suo oblio quasi completo ricordare le virtù di interlocutore dei cittadini, quindi della società civile quella vera, e non solamente dei baracconi culturali istituzionali, centri di potere, destinatari gestori di denaro pubblico. Abbiamo cercato quindi e l'abbiamo premiato anche in questa tornata elettorale regionale. Ecco, Onsel, contestato, certo, è stato un interlocutore cortese quando sedeva a Palazzo Daronco e alla loggia del Lionello. E allora Fogolar Politic non potrà chiedere agli elettori udinesi un voto per la scortesia. E quindi votino con coscienza, votino il meno peggio, a loro discrezione. Ci ritroveremo fra 5 anni a ripetere, probabilmente a rivendicare le stesse cose di oggi non fatte e ancora da farsi. E speriamo allora di essere più forti e non solamente un mero ago della bilancia per quella manciata di voti di scarto che a Udine servono per fare il sindaco. Magra, ma certo importante, soddisfazione su cui i politici dovrebbero riflettere. Vive Udin e Sperino in pies.